Questo convegno è importante perché stiamo facendo attraverso di esso delle proposte alla classe politica siciliana. Mi chiamo Davide Riotta e sono il presidente dell'Associazione Culturale ARB, ma oggi sono qui per rappresentare Auclis, questa neonata che appunto si è costituita da pochissimi mesi ed è il frutto della passione, dell'amore per la lingua siciliana. Auclis è composta da anime diverse, ma con un solo denominatore comune: la necessità di intervenire in modo energico e con strumenti specifici per la salvaguardia e la tutela della lingua siciliana. Per noi oggi è un momento molto importante perché è sicuramente il primo momento in presenza, ma perché vogliamo affrontare una nuova narrativa, vogliamo affrontare un nuovo paradigma nell'approcciare la salvaguardia della lingua siciliana. E ci siamo avvalsi di linguisti di fama europea. Abbiamo già organizzato 3 convegni online con linguisti, come dicevo, di fama internazionale che ci hanno dato il loro contributo prestigioso e quindi in forza di questi contributi riteniamo che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e quindi vogliamo fornire ai deputati dell'ARSA, alle istituzioni, questa nuova narrativa, perché fino adesso ciò che è stato fatto non è stato sufficiente, anzi basti pensare che dal 2009 la lingua siciliana per l'agenzia dell'UNESCO è stata dichiarata vulnerabile. Abbiamo scelto questa data non a caso, il 21 febbraio è la giornata internazionale della lingua madre proprio per dichiarata dall'UNESCO. Quindi data simbolo, luogo simbolo, il Parlamento più antico del mondo, per rivolgerci a tutta la classe politica in modo trasversale. Questa è in estrema sintesi l'obiettivo che noi abbiamo oggi. Sono Afonso Genchi, presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana, una delle associazioni che fa parte dell'Auclis. Questo convegno è molto importante perché ci rivolgiamo certamente alla popolazione, ma anche alla classe politica, in particolare ai deputati regionali. Cosa vogliamo comunicare? Vogliamo comunicare che se vogliamo davvero rivitalizzare la lingua siciliana, quindi invertire il percorso che attualmente purtroppo ha preso, come ci dice l'UNESCO nei suoi atlas, verso l'estinzione, infatti è passata dalla categoria non a rischio alla categoria vulnerabile secondo appunto l'UNESCO. Ecco, se vogliamo invertire questo percorso non bastano degli interventi, delle misure estemporanee. Occorre effettuare un vero e proprio piano di pianificazione, un progetto di pianificazione linguistica. La pianificazione linguistica è una materia di cui si occupano alcune persone esperte e che attualmente è fuori dal dibattito sulla promozione della lingua siciliana. Noi riteniamo, perché è successo così in tutte le parti del mondo, che una lingua che già ha intrapreso questo percorso, quindi che è entrata nella categoria delle lingue vulnerabili, non può invertire il percorso senza appunto un programma strutturato di pianificazione linguistica. Abbiamo saputo delle lodevoli iniziative dell'assessore Turano, tra l'altro ricordo l'idea di portare gli artisti nelle scuole, una idea certamente positiva, ma ecco, noi riteniamo che se questi non fanno parte, queste misure, questi provvedimenti non fanno parte di un progetto più generale, organico, purtroppo non serviranno per invertire la rotta del destino della lingua siciliana verso l'estinzione. Io sono Anthony Graziano di Trinacria, un movimento che lotta per l'autodeterminazione politica, culturale, sociale del popolo siciliano. Abbiamo deciso di aderire a questo
gruppo di associazioni, Auclis, che lotta per la lingua siciliana, per affermare la lingua siciliana, perché crediamo che sia una grande battaglia per il popolo siciliano tutto. Oggi siamo qui appunto per presentare 10 proposte operative da proporre e appunto tra queste proposte vi sono alcune importanti per noi giovani in particolare, tra queste l'attuazione di una legge, la legge 9 del 2011, da portare nelle scuole l'insegnamento della lingua siciliana, così da poter elevare la lingua siciliana non solo ad una lingua che è stata per troppi anni considerata come marginale, una lingua destinata solo ad ambienti e ceti spesso più bassi, o una lingua da nascondere, quasi da considerare solo, da utilizzare solo a casa, ma una lingua da poter elevare anche a livello della formazione e dell'istruzione, così come per valorizzare nelle scuole alcune tradizioni che si stanno perdendo, come quella dell'opera dei pupi o dei cantastorie. Quindi tra queste proposte appunto per noi giovani sono tra le più importanti e oggi siamo anche qui per questo. Oggi siamo qui per celebrare la lingua siciliana e per ricordare quanto sia importante per un popolo riappropriarsi della propria identità, in questo caso anche linguistica. Io parlerò in rappresentanza della Sicilia Football Association, cioè l'organizzazione che ha dato vita alla nazionale siciliana di calcio, e spiegherò come il calcio e lo sport in generale possono essere uno strumento di promozione dell'identità, della cultura e del nostro territorio regionale. Quindi credo che sia molto importante anche in una giornata come questa, appunto la giornata internazionale della lingua madre, ribadire l'importanza della rivalutazione del siciliano come lingua e non come dialetto.